TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario parliamo di cronaca e sanità. L'intero ospedale di San Dona di Piave è stato coinvolto in questi giorni in uno scenario di maxi emergenza con l'arrivo di un gran numero di feriti. Si è trattato di una simulazione PEIMAF finalizzata a verificare l'efficacia del piano di emergenza interna per massiccio afflusso di feriti e quindi le capacità organizzative di pronto intervento del personale in situazioni straordinarie e complesse come questa. L'esercitazione è iniziata con l'allarme arrivato dalla centrale operativa del 118 SUEM per un incidente ferroviario. Nel territorio di Ceggia un convoglio proveniente da Trieste ha investito una vettura rimasta in panne tra le due sbarre chiuse del passaggio a livello. In seguito alla collisione il treno è deragliato. L'evento ha determinato il trasferimento di 17 persone trasportate al pronto soccorso di San Dona di Piave, di cui una deceduta durante il trasporto per la gravità delle lesioni. Un'esercitazione indispensabile per poter essere sempre pronti a gestire in ogni momento eventi improvvisati che coinvolgono un gran numero di feriti, osserva il direttore sanitario, la dottoressa Francesca Ciraulo. Parliamo di economia. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate a riscossione, negli ultimi 25 anni quasi 3,5 milioni di società di capitali non hanno pagato 822,7 miliardi di euro in tasse, contributi, eccetera, pari al 64,3% del totale non riscosso dal nostro erario. Tra il 2000 e il 31 gennaio 2025 l'ammontare complessivo delle tasse, dei contributi, delle imposte, delle bollette, delle multe e quant'altro non riscosse dal fisco italiano da altri enti ha raggiunto i 1.279,8 miliardi di euro. Di questi, ben, come detto, 822,7 miliardi, pari al 64,3% del totale, sono in capo alle persone giuridiche, ovvero alle SpA, alle SRL, ai consorzi, alle cooperative e quant'altro. Altri 300,4 miliardi, il 23,5%, sono ascrivibili a persone fisiche, vale a dire i lavoratori dipendenti, i pensionati e altri percettori di reddito. Infine i rimanenti 156,7 miliardi, solo il 12,2% del totale, sono riconducibili alle persone fisiche con attività economica. Anche questi dati, estrapolati dall'ufficio studi della CGA di Mestre dall'indagine presentata nell'audizione tenutasi presso il Senato una quindicina di giorni fa, dimostrano che in Italia ad evadere il fisco sono in particolare i grandi contribuenti e non i piccoli. Cambiamo argomento. Il riconoscimento dell'International Club Camping di Jesolo come miglior campeggio d'Europa da parte della rivista Caravaning è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per tutto il Veneto. Questo premio certifica non solo l'eccellenza dell'ospitalità open air della nostra regione, ma anche la capacità di innovare, come dimostra l'impegno pionieristico del campeggio di Jesolo nella sostenibilità ambientale e nella riduzione delle emissioni di CO2. Con queste parole l'assessore al turismo della regione del Veneto, Federico Caner, esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal campeggio a 5 stelle gestito da Jesolo Turismo SpA, risultato anche quest'anno il miglior campeggio d'Europa, confermandosi in vetta alla classifica di una delle testate giornalistiche più prestigiose nel settore open air del vecchio continente. Tra gli oltre 25.000 campeggi europei, Caravaning ha analizzato in dettaglio le 200 strutture che possono vantarsi di aver ottenuto il premio Superplat 2025, assegnato annualmente sulla base delle valutazioni dei severissimi ispettori ADAC, Automobile Club di Germania, che visitano annualmente i campeggi e li giudicano sulla base di centinaia di criteri diversi. La città metropolitana di Venezia partecipa all'Expo internazionale di Osaka 2025 con un'affascinante presentazione all'interno del Padiglione Italia, un sistema composto da 44 comuni ricco di storia, cultura, enogastronomia, arte, natura e tradizioni. Questo è il concept con cui il territorio si propone da domani 13 aprile ai visitatori internazionali, invitandoli a scoprire le meraviglie che si stendono oltre la celebre città antica. L'essenza di questo sistema territoriale viene raccontata attraverso 2 video che saranno proiettati in loop per tutta la settimana. Il primo video, dal carattere emozionale, narra con immagini suggestive la nascita di Venezia e lo sviluppo della sua influenza nei territori circostanti. Con una voce narrante in inglese e sottotitoli in giapponese e italiano, il racconto si sviluppa attorno al filo conduttore del ciao, il saluto, di origine veneziana, diventato universale. Il secondo video offre uno sguardo più approfondito sul territorio metropolitano,
raccogliendo le testimonianze dei sindaci. Con brevi interventi di un minuto ciascuno, i primi cittadini illustrano le peculiarità, la storia e le origini delle rispettive comunità, rivelando l'incredibile patrimonio dell'entroterra veneziano. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.